7 minuti e 39 secondi, sono questi i numeri di cui tutti parlano qui a Francoforte ed è il tempo che l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha ottenuto sul Nürburgring. La cifra è sensazionale perché questo significa che la Giulia Quadrifoglio è più veloce di SLR, Porsche 911 GT3, ma anche Lamborghini Murcielago, BMW M4 e Mercedes Classe C AMG. Il merito va senza dubbio anche alla velocità massima che la Giulia Quadrifoglio sa raggiungere, 307 km/h, un altro record per la sua categoria. Un dato così sorprendente sulla temibile Nordschleife però è merito anche del peso molto contenuto che ferma l'ago della bilancia a soli 1530 kg con un rapporto peso-potenza di 2,99 kg per cavallo. Qui a Francoforte però emergono anche nuovi dettagli sul motore. Il V6 in alluminio, derivato direttamente dall'8 cilindri Ferrari, è in grado di erogare 510 cavalli di potenza e 600 Nm, subito disponibili a 2000 giri al minuto. Non dimentichiamo poi che la nuova Giulia è l'auto che ha ridonato la trazione posteriore al marchio Alfa Romeo. Grazie al Torque Vectoring poi promette una dinamica di guida veramente eccezionale. Finalmente poi abbiamo la possibilità di ammirare gli interni in ogni dettaglio. L'abitacolo è molto sportivo, con un design pensato nell'ottica delle performance. Al centro spicca il display da 8,8 pollici del nuovo sistema di infotainment Connected 3D Pro, sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli. Davvero molto belli poi i materiali, sia alla vista che al tatto. Guardate per esempio il pomello del cambio, disponibile anche in versione rigorosamente manuale. Per i più esigenti, in ogni caso, non mancherà nemmeno l'impianto audio premium firmato Harman Kardon con 14 diffusori. Finalmente poi possiamo farci un'idea delle cifre che serviranno per mettersi in garage un gioiellino come questo. Il prezzo base della nuova Giulia Quadrifoglio verde è fissato a 79.000 euro. Ma non mancherà nemmeno una versione di lancio denominata Launch Edition che verrà offerta con un allestimento full optional a 95.000 euro.